In crisi in Veneto la coltivazione di pioppi, ne sono rimasti solo 3.000 ettari. Pesa la concorrenza del legname importato a basso costo dall'est e così Confagricoltura chiede il sostegno della regione e anche un piano di investimenti che consente ai quasi 1.000 imprenditori del settore di programmare nuove coltivazioni. Angelo Pangrazio e Claudio De Zan, vediamo. In Veneto i boschi di pioppi negli ultimi 15 anni sono quasi dimezzati, ne rimangono 3.000 ettari contro i 5.500 del 2000 e i 6.800 del 1980. La provincia di Rovigo è capofila con 700 ettari, seguita da Padova, Verona e Venezia a quota 600. I coltivatori sono 900, quasi la metà è concentrata nel Padovano. Confagricoltura denuncia il crollo della coltura che caratterizza i territori della pianura lungo le aree golenali dei fiumi. È il risultato della perdita di redditività causata dall'impennata di importazioni di legname a basso costo dall'estero, soprattutto dai paesi dell'est. Questo mette in difficoltà anche le nostre aziende che devono importare e spendere parecchio anche di costi di logistica e sono sfavorite rispetto ai competitori internazionali. Lungo le aste dei fiumi i pioppeti svolgono un'importante funzione di fitodepurazione e protezione del territorio con un basso impatto ambientale, non solo. È una coltura virtuosa anche perché si utilizza tutta la pianta, sia per la parte sotto per il compensato oppure per gli imballaggi, la parte sopra per fare energia negli impianti di biomassa. Ora da parte vostra avanzate delle richieste per difendere questo settore? Attraverso il piano di sviluppo rurale si può ottenere un finanziamento che copre fino all'80% delle spese di impianto. Ecco, questo potrebbe essere uno stimolo importante per gli agricoltori della nostra regione per riprendere questa coltivazione che può essere un'alternativa ai seminativi. Pienone oggi sui comprensori sciistici del Veneto dopo le nevicate di